Allora, questa proposta di legge interviene sul sistema delle misure contributive regionali e si pone un obiettivo ambizioso: trasformare il paradigma della produzione normativa in materia di spesa. Ci si propone infatti di passare dal procedimento legislativo attuale, che tollera il frequente ricorso a contribuzioni puntuali, ad una legislazione per obiettivi, fondata su principi di imparzialità e di eguaglianza. In questa prospettiva si pongono a fondamento del sistema contributivo i principi di imparzialità, quale limite al potere discrezionale, e di legalità, ponendo su un piano di eguaglianza i destinatari dell'azione amministrativa e stabilendo in modo generale e astratto come essa debba svolgersi, individuando precisi obiettivi e criteri di valutazione ex ante, ai quali deve essere assicurata adeguata pubblicità. L'articolo 12 della legge 241/1990 recita: la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi. Lo stesso articolo dispone che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità così prestabiliti risulti dai singoli provvedimenti. L'osservanza si configura così quale parte essenziale della motivazione del provvedimento di concessione. Tale principio cardine del sistema contributivo viene però eluso sistematicamente e con regolarità dallo stesso legislazione nazionale e regionale. In particolare, la via di fuga prediletta dell'assunto dell'articolo 12 della legge 241/90 in sede di normazione regionale è lo strumento di programmazione economico-finanziaria per eccellenza, il bilancio di previsione. La prassi consolidatasi fa sì che in quella sede il legislatore regionale non si limiti a prevedere l'ambito del contributo e a stanziarne la relativa somma, ma si spinga ad individuare puntualmente il nome dell'associazione o dell'ente beneficiario. L'intera disciplina dell'accesso alle sovvenzioni, dalla definizione della fattispecie incentivata alle procedure di valutazione e alle modalità di controllo amministrativo preventivo, è così bypassata dal legislatore, l'unico dominus della legittimità e dell'imparzialità del beneficio concesso, o meglio accordato. A pretesto per ovviare al principio di predeterminazione dei requisiti nell'individuazione dei beneficiari, si è approntato negli anni un complesso sistema di deroghe. La sede naturale del campo delle sovvenzioni puntuali è ormai appannaggio delle fonti normative ordinarie, tanto che il numero di previsioni di vantaggi economici diretti nelle leggi finanziarie è impressionante e riguarda svariate fattispecie di aiuti all'associazionismo, a interventi con finalità sociali, al sostegno a singole municipalità o a enti pubblici e così via. È ormai chiaro a tutti che non si tratta di interventi isolati ed estemporanei, ma di microsistemi di contribuzione pluriennale dotati di completezza, stabilità e capacità di rinnovarsi nel tempo. Il presente testo di legge intende rovesciare la prospettiva fin qui descritta, prescrivendo il rispetto del criterio della generalità delle autorizzazioni legislative previste dagli strumenti di programmazione finanziaria e dalle altre leggi, che devono limitarsi a determinarne finalità e oggetto della spesa, senza individuare uno specifico beneficiario. Questo deve avvenire nella successiva fase amministrativa ad opera degli organismi deputati e nel rispetto del principio di distinzione fra funzioni di indirizzo politico e attività di gestione. Con avvisi pubblici devono essere definiti i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria e dei beneficiari delle domande, degli incentivi, dei contributi e dei finanziamenti e risultare dal confronto e dalla selezione delle relative domande. Solo al termine di questo processo i richiedenti sono valutati e posti in graduatoria per l'accesso alle risorse disponibili. La presente proposta non tralascia di contemplare gli interventi puntuali derivanti da necessità urgenti e indifferibili di tutela della salute pubblica,
dell'ambiente o di protezione civile, quale cause tassative per l'adozione motivata degli interventi da parte della Giunta regionale. A tal fine, l'articolo 7 prevede che la relativa deliberazione venga trasmessa entro 5 giorni alla Commissione consiliare competente e alla Corte dei Conti. Conseguentemente e coerentemente alle disposizioni sin qui previste, l'articolo 6 della proposta di legge si preoccupa inoltre di far sì che il Consiglio regionale provveda ad apportare una o più modifiche al proprio regolamento interno, modificando le parti relative agli strumenti di programmazione e controllo economico-finanziario. Entrerò nel dettaglio degli articoli man mano che si presentano. Quello che noi vogliamo dire con questa proposta di legge è che non siamo assolutamente contrari al sostegno alle numerose attività che paiono essere d'aiuto allo sviluppo amministrativo di questa regione. Il punto è che se sono degli interventi che ormai sono strutturali, l'amministrazione deve trovare il modo di sistematizzare questi supporti. Lo abbiamo visto, è riuscito a farlo recentemente con la scuola mosaicista di Spilimbergo. Per quanto riguarda la cultura, sono state e tutti gli argomenti correlati in questa legislatura sono state definite le numerose modalità per accedere alle contribuzioni. Rimangono fuori, nonostante gli impegni, nonostante le affermazioni ripetute, molte ancora moltissime fattispecie che devono essere regolamentate. Stante così l'inerzia di questa amministrazione, allora con questo provvedimento abbiamo voluto portare una proposta che renda più efficiente la produzione di quelle norme che possano lasciare il ricevimento di contributi per attività che sono comunque utili e apprezzate, lasciarlo però impostato su criteri di generalità e merito, in modo che tutti i soggetti possano ugualmente partecipare per poter ricevere i contributi. Grazie.